Bene, eccoci qua anche oggi. Abbiamo il piacere di avere ospite Matteo Ribon, che è il segretario di CNA Comunicazione del Veneto. CNA, lo ricordiamo sempre, buongiorno. È l'acronimo di Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Quindi parliamo un po' del nostro settore, parliamo di comunicazione, a partire però da una novità, che è stata un impegno dell'organizzazione professionale artigiana nel settore del cinema. Insomma, è recente la mostra di Venezia, nel corso della quale è stata presentata appunto CNA Cinema. La sorpresa per la gran parte, insomma, di coloro, diciamo, dell'opinione pubblica è scoprire che nel Veneto c'è una realtà cinematografica, parliamo di produzione, consolidata e di buona se non ottima qualità, perché quando parliamo di cinema in Italia il riferimento va a Roma, certo, e poi là ci si ferma. In realtà anche nel Veneto vengono girate molte produzioni sia televisive che cinematografiche che hanno bisogno di professionalità sul posto, soprattutto dal punto di vista poi del supporto, della logistica, perché insomma un film non nasce solamente con gli attori, le macchine da presa, i tecnici, serve tutto il contorno. Nel Veneto abbiamo un po' di questo e un po' di quello di alta professionalità, è un po' così. Sì, esattamente, è così per questo che abbiamo deciso di occuparci di questo mondo e l'abbiamo fatto partendo da una iniziativa all'interno appunto della Mostra del Cinema di Venezia, che è il luogo più rappresentativo di tutto questo panorama. L'abbiamo fatto assieme ad altri territori, l'abbiamo fatto insieme al contesto di Roma, alla Toscana, alla Basilicata e insieme al Veneto, perché pensiamo che la relazione con il tessuto delle altre regioni su questo tema qui possa essere un grande vantaggio. Perché CNA Cinema e CNA, che è un'associazione di artigiani e di imprese, ha deciso di occuparsi di questo mondo? Appunto, come veniva detto, si tratta di un mondo che rappresenta un'economia, rappresenta non solo l'aspetto culturale, ma rappresenta proprio un luogo, un contesto che produce economia. E questo molto spesso non viene considerato. In realtà dietro alla costruzione di un film, dietro a un lavoro in ambito audiovisivo, ci sono decine e centinaia di professionisti, di imprese che a loro volta producono ricchezza. Soprattutto sono imprese varie, perché vanno dallo sceneggiatore al produttore, dal videomaker, da chi si occupa dei vestiti, da chi si occupa degli impianti, cioè tutto un mondo molto variegato e che lavora a vario titolo all'interno del cinema. Se noi andiamo a vedere quelli che sono definiti imprese e professionisti nel Veneto che si occupano di cinema, c'è un elenco di 200 imprese e professionisti. Ma in realtà questo elenco, che è legato al codice Ateco, è un elenco parzialissimo rispetto al mondo che lavora attorno al cinema, che sono invece migliaia di imprese che non si occupano solo di cinema, ma lavorano molto spesso con questa realtà. È per questo che noi abbiamo deciso di farci conoscere per rappresentare questo mondo e dare voce a questo mondo che molto spesso è fatto di piccolissime imprese o professionisti che non è rappresentato. Ecco, voi però siete un sindacato d'impresa, quindi insomma avete degli obiettivi da raggiungere, dei problemi da porre sul tappeto? Certo, ed è per questo che una delle prime uscite che abbiamo fatto è stata quella legata alla legge sul cinema e ai decreti attuativi che sono stati emanati, cioè noi abbiamo una necessità di fare lobby, nel senso positivo del termine, e la necessità di rappresentare appunto, aiutare le imprese a crescere e strutturarsi e contemporaneamente portare al tavolo politico istituzionale i problemi e cercare in qualche maniera di incidere. Su questi due lati qui, sul primo lavoreremo per la costruzione, e l'abbiamo già iniziato a fare, percorsi formativi, professionali, di promozione di queste imprese, e dall'altro premere e sottoporre alla politica, in questo caso in primo luogo alla Regione e poi alle varie istituzioni, nel caso dell'Italia Film Commission, piuttosto che l'Istituto Luce, piuttosto che il MIBACT, il Ministero che si occupa dei beni culturali anche di questo versante, quali sono le priorità che noi riteniamo. E quali sono? La prima priorità è quella di definire un decreto interministeriale che è in fase di attuazione,
di uscita da parte del ministro Franceschini, dove si destinano delle risorse a favore di chi produce film nei vari territori. Per cui noi riteniamo che la destinazione diretta di risorse per chi produce film nel territorio sia l'elemento che consenta in qualche maniera di supportare il comparto. In questo momento la destinazione delle risorse è tutta concentrata sui grandi prodotti, per cui format radiotelevisivi di grande distribuzione piuttosto che i grandi film, e non c'è un impegno dedicato invece ai contesti emergenti e quelli che in qualche maniera possono anche rappresentare il territorio, perché l'elemento importante che non dobbiamo sottovalutare che attraverso il cinema è possibile raccontare il territorio e quindi dare valore anche al tessuto produttivo e alla realtà culturale ed economica che è presente nel territorio. Per questo non ci sono le film commission? Sì, ci sono le film commission e qui arriviamo a un altro passaggio. Il Veneto non ha una film commission che opera concretamente nel nostro contesto. Esiste formalmente cioè nel senso che la Regione Veneto ha costituito la Film Commission, ma non è operativa. Fondamentalmente si basa sul supporto delle attività delle varie Film Commission provinciali e territoriali. All'interno del convegno che abbiamo fatto anche a Venezia, dove era presente l'assessore regionale Corazzari e la Presidente dell'Italia Film Commission, è stato lanciato proprio questo appello affinché il Veneto si doti di questa struttura operativa in grado di gestire tutte le richieste di film e di produzioni cinematografiche o audiovisive che vengono realizzate nel nostro territorio. Perché poi la Film Commission, se non vado errato, propone anche, insomma, sì, risponde in termini di location alle esigenze del mondo cinematografico. Lo può fare e diventa poi il punto di riferimento per tutto quello che si realizza, perché dà le indicazioni di quali sono le imprese che si occupano di cinema all'interno del territorio, di come si può aiutare in qualche maniera ad avere permessi, agevolazioni per realizzare, per svolgere, diciamo, il lavoro del film. Tutto quello che è legato alla realizzazione di un film passa attraverso questo ruolo, ed è per questo che è opportuno che ci sia un coordinamento regionale forte, perché il lavoro che viene fatto dalle Film Commission territoriali è un buon lavoro, Polesine, la zona di Vicenza, eccetera, queste sono realtà positive, ma manca loro la forza di avere un ruolo centrale a livello regionale. Senza questo anche il loro ruolo è in qualche maniera sminuito rispetto alla potenzialità. Altri problemi sul tappeto? Due li abbiamo affrontati. Sì, gli altri problemi sul tappeto sono la capacità di queste imprese di relazionarsi con tutto il mondo della comunicazione. Allora, su questo noi ci crediamo molto, perché questo mondo qui ha degli incastri e delle contaminazioni possibili molto forti. E una di queste riguarda la comunicazione e l'altra riguarda il turismo. Sono due elementi sui quali noi possiamo lavorare per aiutare la relazione. Se non facilitiamo questo, probabilmente diventa un comparto relegato a un atteggiamento anche da parte dell'opinione pubblica e da parte delle istituzioni come marginale, settoriale, limitato. Invece non è così. Dicevamo prima, e lo ripetiamo, che siamo convinti noi che attraverso il cinema ci sia la possibilità anche di sviluppare l'ambito turistico e sviluppare il territorio, ed è per questo che abbiamo investiamo energie in questo comparto, perché abbiamo visto che è un veicolo forte di crescita. L'altro elemento non marginale è la relazione con l'università e la professionalità. Noi abbiamo iniziato una relazione con Ca' Foscari, in particolare col master che si occupa di film e produzioni cinematografiche di Ca' Foscari, e con il Ca' Foscari Short Film Festival. Queste realtà sono realtà molto attive, che producono talenti, che producono nuove professionalità e danno
possibilmente cuore e nuove energie a questo tessuto. Su questo serve un'attenzione e un supporto anche dal punto di vista economico delle istituzioni, nel senso che queste realtà operano molto spesso o con residui di impegno da parte delle università o con l'impegno economico da parte degli studenti o degli eventuali sponsor, ma non hanno un supporto vero mirato al ruolo che possono svolgere nell'ambito dell'impresa cinematografica. Ecco, e pensare anche ad una scuola che professionalizzi è nel vostro orizzonte. Voglio dire, se oggi uno volesse avvicinarsi alle professioni del cinema, attore a parte intendo dire, ma nel infatti, Veneto non trova che un punto di riferimento. Col master, il master è una formazione universitaria di secondo livello, cioè post in qualche maniera diciamo la laurea triennale o magistrale e quindi viaggia su un determinato riferimento, però può essere il collettore che aiuta anche a sviluppare i percorsi professionali che arrivano negli altri, diciamo, in un ambito inferiore. Su questo abbiamo iniziato subito a parlare perché effettivamente quello che è stato esternato da alcune imprese è che non esistono grandi percorsi nel nostro territorio. I percorsi sono tutti fuori dal nostro territorio, in particolar modo nei contesti dove il cinema ha avuto e ha una storia di decenni, ad esempio il contesto romano dove... E quindi questa cosa qui potrebbe essere sicuramente un altro versante sul quale, questo lo possiamo fare con l'università in particolar modo, provare a costruire dei percorsi che aiutino. Tra l'altro, e qui aggiungo un elemento, l'ambito video è un ambito che non ha solo un grande sviluppo per il comparto, ma un grande sviluppo in generale perché l'ambito video in questo momento è il modo di comunicare più utilizzato nell'ambito social, comunicazione in generale, quindi sviluppare delle professionalità vere su questo potrebbe aiutare anche a rendere professionale un modo di comunicare che in questo momento per molti versi è spontaneo, ma avrà ed ha bisogno di professionisti in grado di lavorarci. Grazie a Matteo Ribon, che ricordo essere il segretario di CNA Comunicazione, Confederazione Nazionale dell'Artigianato, al cui interno da poco è stato presentato CNA Cinema, una realtà che, almeno per quanto riguarda il Veneto, per esperienza, abbisognava, perché gli operatori del settore lamentavano, e a questo punto avranno un'opportunità in meno di lamentarsi, proprio della mancanza di rappresentanza. Buon lavoro. Grazie. Alla prossima. Arrivederci.